Passo la parola, faccio io da presentatore, ad Alberto Giorgetti, prego. Sì, grazie Luca. Posso dartelo? Ti spiace? Sì, grazie. Grazie Luca, complimenti a lui, complimenti, devo dire, alla coalizione, perché il risultato è stato un risultato straordinario, travolgente. Credo che il partito abbia svolto il proprio lavoro fino in fondo e quindi come PDL rappresentiamo a Luca la nostra soddisfazione per il lavoro che è stato fatto, un lavoro realmente gestito in team, e mi pare che anche queste prime ore da governatore dimostrino qual è l'approccio che Luca Zaia ha voluto dare, che noi abbiamo condiviso, che è un approccio molto operativo, molto concreto sulle cose da fare e senza perdere tempo. Dato straordinario, a mio modesto avviso, quello che lui ha già sottolineato, questi 500.000 voti in più che dimostrano come ci sia la voglia di un ulteriore salto di qualità da parte dei veneti e questa grande responsabilità che viene assegnata a Luca e alla coalizione per governare con tempi certi e con obiettivi precisi e con cadenze di risultato e di aspettativa. Quindi da questo punto di vista noi ci presentiamo con un gruppo regionale importante che ovviamente sarà assolutamente determinato al raggiungimento di questi obiettivi. Non voglio sfuggire, ovviamente anticipo se poi ci saranno le domande, quello che è un dato complessivo del Popolo della Libertà, che vede una leggera erosione di consenso rispetto alle elezioni europee scorse, ma che peraltro è un dato che in media rispetto al nord Italia, oserei dire un dato che comunque è inferiore rispetto ad altre regioni dove l'erosione è molto più consistente, mi permette di dire tutta l'attenzione era concentrata sul Veneto e sul risultato che ci sarebbe stato. Credo che il partito abbia lavorato per davvero bene, i singoli candidati, e se oggi riusciamo a festeggiare questo consenso straordinario in capo a Luca è sicuramente merito di Luca, merito ovviamente della Lega, ma merito forte anche del Popolo della Libertà e ovviamente di Braghetto, della sua forza politica, che ha dimostrato determinazione nel voler conseguire questi obiettivi, questi risultati. Un'ultima riflessione ovviamente per quello che riguarda l'altra parte che abbiamo sostanzialmente dimenticato, però è chiaro che c'è un dato che è assolutamente chiaro. Se andiamo a vedere i voti assoluti del Partito Democratico si dimostra come fino in fondo ci sia stato un giudizio da parte dei veneti molto chiaro. Non si considera oggi il Partito Democratico come punto di riferimento, l'aspettativa è esclusivamente nei confronti di questa coalizione. Noi abbiamo massimo rispetto, ma dovremo andare avanti tenendo conto di quelli che sono i passaggi che abbiamo già più volte comunicato all'esterno, e tra i primi obiettivi ovviamente la volontà di costruire la giunta in tempi molto rapidi, ma oltre a questo di lavorare subito nei primi 100 giorni sulle modifiche sul regolamento prioritariamente, che consentirà a Zaia e alla sua giunta di poter operare con tempi certi, con risposte concrete rispetto alle tematiche che stanno a cuore dei cittadini veneti e che ovviamente riguardano soprattutto la questione della crisi, la competizione internazionale, la soluzione ovviamente per il futuro delle nuove generazioni, tutti argomenti che ci stanno particolarmente a cuore, in cui evidentemente il tema del federalismo è uno snodo fondamentale per riuscire ad affrontare queste vicende. Grazie. No, io a chi? Giampaolo.